Passaggio veloce ieri sera al Consiglio Comunale di Treviso per Giancarlo Gentilini. Sedia vuota dopo poco, con più di qualcuno che ha letto il diradarsi delle sue presenze tra i banchi dell'opposizione al Palazzo dei 300 come una sorta di disaffezione alla politica e insistono altri alla Lega. Minimizza il capogruppo Mario Conte. Ma Giancarlo può permetterselo, insomma, lo sceriffo che per 20 anni ha amministrato questa città porta il suo contributo, piccolo ma importante per noi, perché come consiglieri che sediamo al suo fianco sentiamo la sua presenza. Conte ammette che le scintille delle scorse settimane con il segretario provinciale Dimitri Coin hanno lasciato traccia. Stiamo tutti lavorando perché questa situazione si risolva al più presto, anche perché ce lo chiedono i trevigiani. Perché è scontato che se la Lega perde Gentilini perde anche una storica fetta di elettorato. Ecco perché proprio in vista del congresso provinciale di domenica il segretario uscente, al momento unico candidato al rinnovo, manda un messaggio chiaro allo sceriffo di Treviso. Il posto per lui in lista nella Lega Nord ci sarà sempre. Se vuole un posto d'onore all'interno della Lega Nord, gli garantisco il posto da capolista, se dovessi essere ancora io segretario provinciale, e questo non è uno spot perché Giancarlo Gentilini voti per il sottoscritto, assolutamente, ma semplicemente perché è il ruolo e lo spazio che si merita. Ma attenzione, all'interno della lista della Lega, quindi nessuna lista Gentilini o collegata, per un motivo ben preciso. Non possono esserci liste nominative che non siano quelle di un eventuale candidato sindaco. Giancarlo Gentilini credo non possa essere il candidato sindaco la prossima volta, credo di poterlo dire con una discreta sicurezza, e quindi la lista Gentilini non può esserci. Però il posto nella lista Lega Nord è un posto di assoluto rilievo per Giancarlo Gentilini, quello ci sarà sempre, perché nessuno ha mai detto di emarginarlo, o di cacciarlo o di metterlo fuori dal movimento.